Buongiorno e buona domenica amici di Matto Scacco. Vediamo come sono andati gli ultimi due turni dei candidati. Ragazzi, vi ricordo che mancano solo 2 turni alla fine di questo torneo. A fine video daremo una spulciata alla classifica e vedremo come sono messi. Sono tutti lì, potrebbe veramente vincere chiunque questo torneo. Intanto nell'ultimo turno vediamo velocissimamente, anche se non esiste come parola, la partita fra Pragna col bianco e Caruana. Finalmente si vede una difesa siciliana, la variante Rossolimo, e dopo un po' di stabilità a un certo punto Caruana decide di giocare in maniera aggressiva, in pieno stile di giocatore di Siciliana. Vediamo molto velocemente perché non sarà la partita che voglio prendere in esame oggi. A un certo punto qui arriva il doppio, però un doppio che Pragna si lascia dare tutto sommato volentieri, anche perché non ci sono colonne aperte e le torri, se non ci sono colonne aperte, anche se è la qualità in più, non dovrebbe essere granché, tant'è che il motore dà come posizione praticamente quasi pari, anche con una qualità in meno, fin quando ovviamente la posizione si indebolisce. Una serie di errori da parte di entrambi i giocatori e Caruana, vedendo che non c'è più attacco da questo lato, decide di contrattaccare sull'ala di Donna e alla fine riesce a trovare un modo per spuntare, tant'è che trasferisce i suoi pezzi sull'ala di Donna e inizia il suo attacco da quel lato, fin quando il bianco non sarà più in grado di reggere tutte le varie debolezze. Una serie di mosse eccezionali per deviare il controllore su E3, e qui cade anche questo pezzo. Entrambi i giocatori vanno a promozione, bellissimo questo finale, ma ovviamente dopo lo scacco da parte di Caruana, cambio di donne, e poi ovviamente Caruana ha l'alfiere in più e gli basta pochissimo per prendersi il pedone e andare a promozione con l'altro. Ok, scusate se ho visto questa partita molto velocemente, ma sono 89 mosse, non volevo dilungarmi. Vediamo piuttosto questa partita giocata sempre tra Caruana contro Vidit. Non la vediamo dall'inizio, è una partita spagnola, ormai veramente ci escono dalle orecchie, ma vediamola da qui. Siamo nel pieno mediogioco, partita ultra equilibrata. Adesso bisogna cercare di trovare una mossa buona per il bianco. Allora prova un attimino a capire se c'è una mossa che potrebbe interessarti così di primo acchito. Che cosa potrebbe fare il bianco? Magari, non so, centralizzare un pochettino questo cavallo, ci sta. Magari portarlo da questo lato, ci sta. Magari tirare fuori questo alfiere che non sta giocando, ci sta anche questo. Ma Caruana, con una visione tattica incredibile, gioca la prima mossa consigliata dal motore. Ora, non ti so dire se è ancora in preparazione teorica Caruana, magari l'ha giocata flash, però qui gioca C4, una mossa assolutamente coraggiosa. Perché dico coraggiosa? Perché in genere ci insegnano che quando hai una bella catena di pedoni, questi pedoni non devi toccarli poiché poi si indeboliscono. C4 tra l'altro, dopo che lui sposterà il cavallo, C4 è già attaccabile dai pezzi in nero, quindi perché andarsi a creare da solo delle debolezze? E adesso lo andiamo a scoprire. Il cavallo si sposta, ora c'è veramente sotto questo pedone un comune mortale, giocherebbe subito B3 per difendere C4, ma non è il caso di Caruana che gioca alfiere in E3. Ora, in partita viene giocato alfiere per E3, ma vediamo che cosa sarebbe potuto accadere su altre linee. Per esempio, alfiere per C4, che bello, pedone gratis, ma come puoi vedere la barra laterale volta totalmente a favore del bianco. Dopo alfiere per, torre sospesa, attenzione, questo è molto importante, ma arriva cavallo in E5, attacco doppio. Ora se la regina si sposta magari per difendere il proprio alfiere, dopo cattura, non solo perde il cavallo e noi perdiamo l'alfiere, ma ovviamente il nero si prende scacco matto, quindi non si può mangiare questo pedone. Quindi ha fatto bene il nero a fare alfiere per alfiere e donna per E3, ma c'è ancora questa volta sotto il pedone, e a sto giro Vidit gioca a torre di 8, ma quel pedone veramente non si poteva prendere ancora una volta
quel pedone non si può prendere. Ragazzi, ricordatevi questa spinta di pedone C4 che sarà la chiave della partita, e vedremo anche come Vidit cercherà di copiare a un certo punto Caruana con una mossa molto simile, ma non avendo lo stesso risvolto. Arriva su alfiere per, ci sarebbe donna E4 con attacchi micidiali. Quindi ancora una volta Vidit non se la sente di catturare quel pedone, donna C5 stavolta per difenderlo, H6 e B3 per sorreggere il pedone. Peccato che Caruana non ha più appunto l'alfiere scuro, che avrebbe fatto molto piacere in questa situazione, ma comunque stiamo in una situazione molto buona per entrambi i giocatori. Donna C7, torre in E1, re in F8, qui seguono una serie di mosse d'attesa, se vogliamo, perché quando muovi il re a destra e a sinistra stai attendendo e valutando la situazione, non compi spinte di pedone, perché ricordiamo che le spinte di pedone cambiano in maniera irrevocabile la partita, perché i pedoni non possono tornare indietro, quindi mosse d'attesa. Donna C5, re in E8, e a questo punto Caruana si rende conto che con mosse di questo tipo, con mosse di pezzi, non avrebbe ottenuto nulla, e qui ci vuole fegato a giocare come ha giocato Caruana, cioè giocare per la vittoria. Pedone in G4. È vero che ogni spinta del pedone della Rocco crea un indebolimento, ma a un certo punto bisogna assumersi anche delle responsabilità. Ora si sono creati dei buchi che prima non c'erano, un buco come F4 può essere interessante, la donna può venire in F4, insomma sicuramente Caruana ha valutato questo, ma ha valutato allo stesso tempo che magari un attacco contro il re avversario potrebbe essere decisivo. Donna F4, come non detto, Vidit vede il buco, lo prende subito con la sua donna, re G2 per tenere sotto controllo la posizione, controllare il cavallo F3 e cercare di difendersi al meglio. Torre in D7, anche la torre cerca di fare al meglio i compiti difensivi, torre in E4 scacciando la donna, donna D6, donna in E3, e qui arriva la mossa decisiva. La mossa decisiva è che qui a questo punto il motore dice: guarda, se giochi una mossa come torre di 8, una mossa che non fa nulla, che non compromette la situazione in alcun tipo, la posizione si continuava a tenere. Ma Vidit decide di copiare Caruana con una stessa mossa di pedone, che è pedone C5. Una mossa che sembra molto avventata, perché i pedoni così sono compatti, che fanno? È difficile attaccarli. L'unico pedone che puoi provare ad attaccare è il pedone B7, gli altri sono in catena, sono inattaccabili, ma dopo C5 questo pedone è difficile da difendere. Numero uno, perché non puoi giocare B6, oddio, lo puoi giocare ma ti viene cambiato, quindi è difficile da difendere. E sembra che questo pedone può essere attaccato tante volte. Per esempio, ed è così che va la partita, torre in E5, io te lo attacco già 2 volte. Cioè, e sembra che io posso magari aumentare gli attacchi. Esempio, faccio una serie di giri col cavallo, posso aggiungere anche un terzo attaccante su quella debolezza. Ma dopo cavallo C6, ed è così che se l'aveva immaginata Vidit nella sua mente, cavallo C6 è un errore. Che cosa si era immaginato? Si era immaginato subito un torre qui, e dopo torre in E7, attenzione che la posizione si fa complicata perché la donna deve guardare la torre, quindi c'è una donna che possiamo dire che è sovraccarica, ma allo stesso tempo deve scappare dagli attacchi a raggi X. Ma Caruana ha l'asso nella manica, non gioca subito torre qui. Ovviamente non si può giocare donna qui perché c'è la torre sotto, non funzionerebbe. Puoi cambiare anche le donne, vediamo un po', non funzionerebbe. No. E Caruana non gioca torre per C5, ma gioca prima torre di 5 punto esclamativo. Questa mossa ovviamente l'alfiere non può catturare la torre poiché è inchiodato, e ora la donna deve togliersi da qui. Donna E7 o donna C7, donna C7 viene giocata in partita e torre per C5. Ora i giochettini che c'erano prima non ci sono più. In partita viene giocata torre 7, che è la stessa idea di prima, ma adesso la donna non è più costretta a tenere la torre, perché ti ricordi che prima c'era la donna in D6 e quindi la torre era
diciamo attaccata. Ora la donna può tranquillamente togliersi dall'attacco a raggi X con donna C3 e stiamo bene. Quindi quella spinta di pedone un po' come copiare Caruana che dice ti metto anch'io un pedone in presa, vediamo se lo accetti. Prima, se il nero avesse accettato il pedone in presa del bianco, avrebbe probabilmente perso la partita. Qui invece il bianco sfida il nero, accetta il pedone e accettare il pedone in questo caso era corretto perché c'era questa confutazione. Donna D6 per attaccare quella torre che si sarebbe potuta proteggere con B4 secondo il motore, torre H5 un po' meno forte. F6, ulteriori buchi che si creano e quindi subito alfiere scacco, re di 8, donna N3, adesso con un pedone in più è facile la partita a giocare per Caruana, donna B6, re in B8 e qui arriva torre in C5. Iniziano ad arrivare gli attacchi contro il re, arrivano possibilità di B4, B5, sacrifici al momento giusto sul cavallo C6, insomma è interessante, alfiere di 7 per andare in difesa, B4, donna in F4 e ora arriva un punto cruciale della partita. Allora, qui i giocatori avevano 22 minuti per Caruana, 13 per Vidit. Non è tanto tempo per analizzare una posizione di questo tipo. La posizione è vinta per il bianco, si vede ad occhio nudo. Che cosa bisogna calcolare? Che il nero non abbia la possibilità di fare una ripetizione. Esempio, si vede secondo me anche qui palesemente che su alfiere per G4, cattura, donna per G4 potrebbero esserci degli scacchi perpetui, se cade questo cavallo poi scacchi continui, torre che scende, anzi forse il bianco potrebbe prendersi anche il matto, perché sembra che forse l'attacco del bianco non è poi così veloce, perché comunque devi fare B5, poi devi fare cattura con questo pedone e poi solo alla terza mossa ti riesco da scacco matto. Magari qui il nero riesce a essere molto veloce, motivo per cui preso da un istinto di sopravvivenza Caruana gioca alfiere F5 che gli dà vittoria mancata. Che cosa piaceva di più il motore? B5, ma è molto difficile da vedere, B5 è difficilissima. Qui addirittura dice che donna C7 avrebbe dovuto giocare, ma io credo che Caruana avesse paura di questa mossa, ma ovviamente il motore aveva visto che la semplice cavallo G1 teneva tutto, non c'erano più entrate in F6, non c'erano più sacrifici, non c'erano scacchi di alcun tipo, di nessun tipo e anche dopo un'ipotetica torre 1 con l'idea di sacrificarlo sul cavallo, B per C6, torre per G1, scacco, qui fa vedere il motore che non c'è nulla da preoccuparsi. Io mi sarei comunque preoccupato, probabilmente Caruana l'ha presa in considerazione questa partita. È vero che il nero è ad un passo da prendersi matto, ma ora, per quello che mi hanno sempre insegnato, coordinazione di regina che si muove sulle case nere con coordinazione di alfiere che si muove sulle case chiare, qui c'è matto garantito. Questo è quello che mi hanno sempre insegnato. Re G2, peccato che dopo Re G2 non ci sono più scacchi interessanti né da parte della donna né da parte dell'alfiere che avrebbe dovuto giocare un ultimo alfiere per H3 e qui c'era donna H1 con qualche scacchetto qua e là, ma il motore dice che il bianco riesce a risolversi e la partita finisce con uno scacco matto in 11 mosse. Difficile da valutare, umanamente parlando questa faceva molto paura per ripetizioni barra matto, quindi alfiere F5 più che giustificata secondo me, cattura, donna C7, ora ovviamente l'attacco del bianco un pochettino svanito, però siamo esseri umani, donna C5, torre in E4, donna in D5, torre in E2, B5, comunque continua l'attacco ad ovest e quest'ultimo errore, questa cattura di pedone consente tempo su torre di ora di rompere totalmente qui l'arrocco e ovviamente di minacciare anche il cavallo. Cavallo C6, il cavallo deve andare via, donna in G8 scacco, parata di cavallo e qui c'è poco da fare. Torre D5, arriva l'attacco doppio su questo cavallo, il re se ne va, arriva torre per D8 e a questo punto con 36 secondi sull'orologio Vidit non se la sente di continuare con un pezzo in meno e la posizione
è totalmente andata. Bellissima partita di Caruana che sta facendo un bellissimo torneo e andiamo a vedere quindi la classifica attualmente a 2 turni dalla fine. Ed eccola qui la classifica, abbiamo al primo posto, sono tutti lì ragazzi, il primo, secondo, terzo e quarto posto siamo tutti lì. Gukesh 8 punti e mezzo, Nepomniachtchi 8 punti, Nakamura 8 punti, Caruana 8 punti, più difficile ovviamente, anzi possiamo dire che è sfumato il sogno invece per Praggnanandhaa, Vidit, Alireza che sicuramente era uno dei favoriti e Abasov che purtroppo non è ancora riuscito a vincere una partita contro questi mostri sacri. È l'unico giocatore 2006 e possiamo dire che si vede la differenza contro questi campioni che hanno 2700 e 2800 punti. È tutto decisivo in queste ultime partite. I giocatori cercheranno di giocarsela perché con partite, io credo che vedremo partite fuori di testa in questi ultimi 2 turni, poiché qui riuscire a fare un punto, un giocatore come Nepomniachtchi, Nakamura e Caruana che da 8 punti vanno a 9 è fondamentale, è fondamentale. Qui tutto per tutto vedremo partite sanguinarie a costo di perdere una partita, magari Gukesh che un attimino con un mezzo punto di vantaggio cercherà magari di essere più conservativo perché con una patta comunque lui si garantisce di andare a 9 punti. Vedremo, seguiremo questi 2 turni, uno verrà giocato oggi, l'altro domani, sarà qualcosa veramente di epico e di folle. Ragazzi, grazie per aver seguito tutto il video fino a qui, ci vediamo domani, restate sintonizzati, ciao!